Cambiamo argomento perché questa settimana si è aperta con un fatto di cronaca eccezionale, il nubifragio, la tempesta su Verona, fiumi di fango che hanno travolto il centro del capoluogo scaligero e non solo, anche delle porzioni di territorio in Val Pollicella, danni per decine di milioni di euro, danni alle strutture pubbliche ma anche alle strutture private, anche alle imprese, quindi alle imprese più piccole che si stavano risollevando dall'emergenza pandemica, dalla crisi da Covid. Per fare il punto della situazione siamo collegati, lo saluto e lo ringrazio con il presidente della Confartigianato di Verona, Roberto Iraci Sareri. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui, per fare il punto un po' della situazione a 4 giorni da quelle immagini che hanno fatto il Giro d'Italia e non solo. Com'è la situazione tra le imprese colpite dal nubifragio, Presidente? Beh, allora è partita oggi dal Confartigianato Imprese Verona proprio dobbiamo capire esattamente quelli che sono stati i danni causati da questa alluvione, lei ne ha parlato prima. Ha fatto bene a ricordare che non è solo il centro di Verona, ma anche una porzione della provincia. Molto bene che la regione abbia già subito dato lo stato di crisi, perché questo consentirà in futuro di avere anche degli aiuti. Ci auguriamo che siano concreti e immediati, perché come diceva c'è tanta voglia e c'è tanta voglia di riprendersi, di ricominciare a lavorare. Chiaro che anche questo è un altro handicap che può fare male. Allora il messaggio che mi sento di lanciare a chi ha avuto problemi, chi ha avuto danni, soprattutto nelle proprie imprese, è di contattarci, di mettersi in contatto con noi, con la Confartigianato, e così possiamo anche magari indirizzare su quelle che sono le possibilità di aiuto che ci saranno insomma in futuro, e spero, come dicevo prima, il più presto possibile. Noi ci stiamo attivando in tal senso. Devo dire che ho avuto anche da parte di molte consorelle della Confartigianato di altre province la solidarietà e la vicinanza, e quindi siamo adesso in attesa appunto di fare una fotografia ben precisa di quello che è avvenuto a livello di danni, e poi sicuramente cercare di aiutare queste imprese che, come diceva giustamente prima, si erano appena rimboccate le maniche per ricominciare. Presidente, quali sono stati i danni più comuni, danni agli impianti elettrici, alle vetrate, quali? Sì, diciamo che comunque nella zona più colpita l'acqua è arrivata da 60 centimetri fino in alcune zone anche oltre il metro, quindi insomma ovviamente tutto quello che riguarda l'impianto elettrico, le vetrine, come diceva, insomma, e poi tutto il materiale che c'era all'interno delle attività, dei negozi. Quindi sì, i danni sono ingenti, ma come dicevo stiamo ancora facendo una fotografia ben precisa. In questo momento non saprei darle un dato reale e preciso di quello che è il danno, insomma. E al di fuori di Verona, del centro città, com'è la situazione? Avete associati o comunque avete il polso della situazione anche in Valpolicella e nei comuni e negli altri comuni colpiti? Sì, come dicevo, anche la Valpolicella è stata molto colpita e alcune zone limitrofe. Per fortuna, insomma, come spesso accade, prende una zona ben precisa, e quindi, insomma, però ecco, stiamo vedendo le immagini, non credo che ci sia bisogno di commentare, insomma, si commentano da sole. Sì, una devastazione evidente, Presidente. Quindi possiamo dire, anche per dare una comunicazione di servizio, che la conta dei danni è in corso e che tutti gli artigiani, imprenditori che hanno avuto danni devono documentarli, quindi è bene che si facciano fotografie, che si faccia un report di quello che è successo, anche dettagliato, che è un po' il messaggio che ha lanciato anche il Presidente Zaia lunedì proprio da Verona. Sì, ha perfettamente ragione. È quello che noi abbiamo invitato tramite i nostri contatti, le nostre mail, i nostri associati, di fare appunto fotografie e documentare bene quello che è stato il danno, perché sicuramente poi servirà.
Quindi sì, come dicevo, bene lo stato di crisi, bene il fatto che comunque si possa intervenire. Ripeto, speriamo che siano celeri e veloci questi aiuti, insomma. E Presidente, prima di questo nubifragio, di questo evento devastante, com'era la situazione a Verona? Ci si stava riprendendo a livello di turismo, a livello di artigianato, di manifattura? Com'era la situazione prima di domenica? Ma la situazione, come ho accennato prima, è la situazione di persone, artigiani, imprese che hanno voglia di rimboccarsi le maniche e di ricominciare. È chiaro che la ripresa è un po' lenta, come si può immaginare. Per quanto riguarda il comparto del turismo, manca tutto quello che è il turismo internazionale, quindi insomma lì c'è poco da fare, però insomma c'è una grandissima voglia di riprendere a lavorare il prima possibile. Non ci voleva anche questo piccolo intoppo, scusate, ma sono convinto insomma, che gli artigiani hanno sempre avuto voglia di lavorare, di riprendersi immediatamente, quindi anche questo sarà superato. Abbiamo bisogno, come dicevo, di celerità, di cose veloci, come è stato per il Covid e come abbiamo spesso detto anche al governo. C'è bisogno di essere molto rapidi nelle decisioni e quindi ci auguriamo che anche in questo caso sia così. La situazione è una situazione ovviamente di ripresa con cautela, ma insomma si stava ricominciando a riprendere il lavoro, insomma. Anche a livello turistico, Presidente? A livello turistico, come dicevo, manca tutto quello che è il turismo internazionale, quindi lì siamo ovviamente come tutte le città storiche, siamo ovviamente in crisi. E questo sarà una cosa che andrà avanti per un bel po', insomma. Non è una cosa che si risolve subito perché l'abbiamo sentito anche prima in conferenza stampa da Zaia, insomma, la situazione è ancora in evoluzione, quindi ci sarà da attendere. Diciamo che poi cartina di tornasole anche l'aeroporto Catullo e quindi la diminuzione dei flussi internazionali. È chiaro che una città come Verona guarda molto al suo aeroporto. Esattamente, sì, sì, cioè da lì è come diceva la cartina tornasole, lì si capisce benissimo che la situazione non è ovviamente delle migliori. Ma credo, e credo di non dirlo solo io, insomma, sarà ancora lunga. Quello che si diceva prima in conferenza stampa è una situazione ancora di attesa e di tensione, nel senso che bisogna ancora avere un po' di pazienza. Speriamo che si possa veramente riprendere immediatamente anche con tutto il turismo e il comparto internazionale, che si possa riprendere la normalità. E si sente di fare un appello anche alle amministrazioni locali, quindi comune e regione, quindi il governo sul fronte dei rimborsi, sul fronte della burocrazia anche. Cosa possono fare i livelli locali? So, per esempio, noi stiamo parlando ovviamente del nubifragio che è successo domenica, che il comune ha già istituito un paio di sportelli per quanto riguarda appunto la richiesta e la conta dei danni. Anche altri comuni possono farlo, poi ovviamente sarà la regione che deve vagliare queste domande. La cosa importante è quella che ha detto lei prima: cerchiamo di fare bene la conta dei danni, di documentarli soprattutto, perché poi questo servirà per avere tutta la documentazione possibile e immaginabile. Come Confartigianato ci stiamo muovendo anche con l'EBA, che poi è l'ente bilaterale dell'artigianato, quindi anche lì si può avere un contributo e un aiuto. Quello che abbiamo bisogno ovviamente è quello che dicevo prima, di essere contattati da chi ha avuto danni, di chi ha avuto problemi, perché dobbiamo saperlo, dobbiamo cercare anche di dargli una mano e di indirizzarli nel modo corretto su come fare le domande piuttosto che sugli aiuti possibili che possono arrivare. Presidente, grazie davvero per questo suo intervento e davvero buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.